Una quantità impressionante di reperti archeologici, dai vasi romani alle monete, passando per i cocci, i pezzi di mosaici, le spille, gli attrezzi dell'epoca, ma anche pezzi ritenuti dalla soprintendenza di estremo interesse. C'è un'urna funeraria in vetro soffiato, al cui interno ci sono anche dei resti fossilizzati umani. Poi c'è anche una testa di una Venere di Milo. Oggetti che secondo il codice sono sempre di proprietà dello Stato e una volta reperiti devono essere consegnati alla soprintendenza per i beni culturali. Oggetti che il proprietario custodiva invece in garage per smerciarli sui banchi dei mercatini specializzati nel nord Italia. Indicativamente siamo nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro. Poi dipende sempre dalla domanda e dall'offerta. Un tentativo che è costato la denuncia a piede libero di un pensionato 63enne di Godega, che non aveva fatto i conti con i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, che hanno sequestrato tutto e ora in accordo col pubblico ministero lo consegneranno per la catalogazione. Peggio è andata all'amico, un operaio 53enne di Altivole, che è stato arrestato. A casa i carabinieri hanno trovato varie armi, anche queste destinate ad alimentare un redditizio mercato nero dell'antiquariato. Soprattutto pugnali, sciabole, fucile, baionette, pistole e munizioni. Nel frattempo altri accertamenti sono in corso per scongiurare la possibilità che alcuni pezzi siano provento di furto.